Strategico anche come parcheggio scambiatore e non a caso i 50 posti auto di via Mocenigo a Mira si inseriscono in una prospettiva più ampia di mobilità sostenibile. Il taglio del nastro che segna la fine dei lavori e l'entrata in servizio ufficiale dell'area rappresenta un tassello di un progetto che intende migliorare gli spostamenti dei cittadini con un occhio di riguardo particolare all'ambiente. Un intervento atteso da tempo, dove prima c'erano le pozzanghere, adesso c'è un tessuto drenante. Abbiamo portato ordine e anche un bel po' di tecnologia in un parcheggio che è rivolto alla cittadinanza, ma anche appunto ai lavoratori e agli studenti che devono prendere l'autobus, perché in un secondo momento, tra poco, inizieranno anche i lavori per la sistemazione delle 2 fermate dell'autobus qui vicine. Un'area tornata funzionale a ridosso di un'arteria importante come la strada regionale 11, precedentemente oggetto di più di una lamentela per la pavimentazione in terra battuta e ghiaino che in caso di pioggia la trasformava in una gigantesca pozzanghera. 5 mesi di lavoro, sono 50 posti auto, 2 dedicati alle persone disabili, arriveranno anche delle colonnine elettriche per le ricariche green. L'intero lavoro è costato circa 230.000 euro, perché abbiamo dovuto anche acquistare il terreno che era di proprietà privata.